Buonasera a tutti, sono Gabriele Bosco, mi hanno già presentato, quindi non occorre che mi presenti. Non vorrei parlare questa sera, non vorrei parlarvi del gruppo Mainetti, di cui ha dato i numeri prima il dottor Mensi, un gruppo internazionale, 6.400 persone sparse nel mondo, circa 1 migliaio nella vecchia Europa, io la chiamo vecchia Europa, circa un altro migliaio nelle Americhe del nord e del sud, il restante si parla di Asia naturalmente. Noi siamo legati al mondo dell'abbigliamento, il mondo dell'abbigliamento oggi vuol dire Asia, si produce con i vestiti e le cose che noi portiamo principalmente in Asia, anche purtroppo qualche made in Italy si produce in Asia, come ben sappiamo tutti quanti noi. Vorrei qua però portarvi l'esperienza di 2 aziende che dirigo direttamente, qui nel Veneto. Una qui nel Vicentino, a Castelgomberto, con circa 250-300 dipendenti, 250-300, 276 per la precisione, e un'altra azienda che è a Carbonera, Treviso, con un altro centinaio di dipendenti. Sono 2 aziende completamente diverse nella loro evoluzione di aziende e dove stiamo affrontando delle problematiche diverse. Innanzitutto devo dire che io non ho nessuna esperienza di psicologia, io sono un basico ingegnere, per quello sono diventato direttore generale, no? Non ho nozioni di psicologia e tantomeno di psicologia applicata al lavoro. Certo, ci avvaliamo dello studio biceco per la selezione, anche se poi l'ultima parola, se non altro a determinati livelli, spetta a me, perché, dicevo così, c'è sempre bisogno del contatto diretto. Io credo che nessuno come l'imprenditore può valutare all'interno dell'azienda il contesto di nuove figure e farle inserire propriamente in azienda. Quindi sono un vile ingegnere, come dicevo prima, che, dicevo così, è partito a costruire macchine, progettare macchine e piano piano, dicevo così, ho cominciato a dirigere reparti, stabilimenti, e in questo momento dirigo queste 2 aziende qui nel Veneto direttamente con circa 400 persone. Io vorrei centrare, innanzitutto sarò breve, e vorrei centrare il mio discorso su 2 concetti che sono, diciamo così, sullo slogan di questo convegno: aumentare la produttività e il benessere aziendale. Quando io almeno l'ho inteso benessere aziendale non il benessere, diciamo così, monetario, ma il benessere di clima aziendale, naturalmente. Bene, per esperienza posso dirvi che parliamo innanzitutto di una cosa, no? Che della produttività, di questo benessere aziendale. Per esperienza posso dirvi che queste cose si ottengono in azienda principalmente, non solo, ma principalmente con 2 fattori: coinvolgendo il personale su obiettivi. Tenete presente, non coinvolgendo il personale, in termini generici, coinvolgendo il personale su obiettivi. E dopo lo andiamo a declinare questo concetto. Secondo concetto, che non vuole essere paternalistico, ma dedicando tempo ai rapporti con il personale. Quindi vorrei centrare questo mio intervento su questi 2 concetti. Quindi andiamo per ordine e vediamo come si coinvolge il personale, e ve lo faccio come la mia esperienza, come stiamo coinvolgendo il personale su 2 aziende completamente diverse. Innanzitutto l'azienda di Castelgomberto, qui del Vicentino, è un'azienda solida. Io dico che ha le fondamenta larghe forse qualche decina di metri, no? È da 54 anni sul mercato, i nostri principali clienti sono tutti i brand della moda italiana e europea. Il primo cliente è Cucinelli, il secondo è Armani, il terzo è Dolce & Gabbana, il quarto è Zegna, e via decliniamoli tutti fino ai nostri veneti, no? È leader in Italia e in Europa nella produzione di appendiabiti ed è da sempre in profitto. Quindi quando dico azienda solida, e da questa azienda sono partite le 54 aziende che poi si sono sparse nel mondo, finanziate anche da questi profitti di questa azienda. Azienda solida con turnover del personale quasi a 0. Una volta si diceva che un posto alla Marinetti era desiderato come un posto in banca, questo molti anni fa. In questi ultimi anni forse è più desiderato che un posto in banca, visto, diciamo così, le ultime cose che succedono, no?
Qui per coinvolgere il personale sui obiettivi bisogna parlare di premio di risultato. Premio che è in vigore in questa azienda da più di 30 anni, quindi non da 3 anni, da 30 anni. Io non c'ero in questa azienda, c'era questo signore qui, a cui va il merito, diciamo così, una parte del merito o il grande merito di averlo introdotto. Nel premio di risultato della Mainetti qui di Castelgomberto ci sono obiettivi naturalmente su produttività dei singoli reparti, non produttività in generale. Ogni reparto viene misurato negli appendini che fa, nell'accessorio che fa. Misuriamo il reparto delle spedizioni, quante scatole vengono fatte salire nei camion per ogni ora di lavoro. Cioè, per elaborare dei premi di risultato legati alla produttività, all'efficienza, e poi vedremo anche su altri concetti, c'è bisogno innanzitutto di un grande sistema di rilevazione dati. Rilevazione dati che ce li abbiamo sui computer. Certo che bisogna dedicare tempo, estrarre i dati, estrarre dati che siano comprensibili, trasparenti, non alla direzione, ai singoli lavoratori. Quindi abbiamo elaborato il premio di risultato su obiettivi di produttività, sull'assenteismo per malattia naturalmente, sulla gestione del capitale circolante, che è una cosa molto importante oggi, diminuire il capitale circolante a parità di fatturato e quindi di risultati aziendali, quindi vuol dire controllo dei magazzini, che sono la peste nera delle aziende, e il controllo dei crediti clienti, un'altra peste nera delle aziende, specialmente quelle italiane. Ma misuriamo anche gli scarti di produzione per dare degli obiettivi di miglioramento e soprattutto anche misuriamo le contestazioni da parte dei clienti. Naturalmente il tutto è regolato da un contratto sindacale interno con durata triennale. Perché durata triennale? Perché ogni 3 anni si stabiliscono concordemente con le organizzazioni sindacali e con le RSU i nuovi paletti di efficienza, i nuovi paletti di produttività, i nuovi paletti di qualità, che non possono essere, diciamo così, a vita infinita, ma devono essere sfidanti ma raggiungibili. Questa è una cosa molto importante. Gli obiettivi che si mettono nei premi di risultato devono essere sfidanti ma raggiungibili. Se un premio non viene raggiunto, deprime i lavoratori. Non solo, ma i lavoratori pensano che li abbiamo fregati. Ed è la peggior cosa che possa succedere all'interno di un'azienda. Il premio non può essere raggiunto magari al 100%, ma non può essere traguardato su livelli del 10, 20, 30%. Se no vuol dire che il premio era troppo sfidante, è stato messo lì solamente, diciamo così, come la lepre per i cani che la inseguono. Per gestire un premio di risultato, naturalmente bisogna farlo in armonia con sindacati esterni e RSU e il personale interno. Ed è necessario, ripeto ancora una volta, mettere obiettivi sfidanti. Avere poi delle regole certe che vanno trascritti nei contratti. Regole e obiettivi non troppo complicati. C'è bisogno che i singoli lavoratori capiscono il dato e che lo sappiano anche misurare. Quindi regole certe e chiare nel calcolo dei miglioramenti ottenuti e quindi dei relativi premi da corrispondere. In altre parole, e questa è una cosa molto importante, bisogna avere e trasmettere e far sentire gli altri che capiscono che c'è chiarezza, trasparenza da parte della direzione, altrimenti il premio di risultato non sta in piedi. Oltre a questa parte che è legata a obiettivi di miglioramento aziendale, da questi 35 anni il premio di risultato della mia azienda prevede anche che il 9% dell'utile prima delle tasse venga distribuito a tutti i lavoratori. E questo non da 3 anni e mezzo, da quando, diciamo così, ultimamente qualche sindacato, prima della crisi, forse aveva cominciato, diciamo così, a parlare, da 35 anni, quindi stiamo parlando di 1980, credo, anzi
9 luglio 1986, chi ha messo la firma su quel 9%. Io non c'ero. E viene distribuito non a pioggia, ma viene distribuito ancora in funzione della categoria e quindi, diciamo così, dell'importanza delle persone all'interno dell'azienda, e ancora viene distribuito in funzione dell'assenteismo della singola persona. Chi è rimasto più in azienda e ha contribuito di più al risultato di utile aziendale riceve di più di quello che magari sfortunatamente ma è rimasto a casa per 3 mesi. Quindi vedete che la presenza e il puntare sull'assenteismo è una costante, sia negli obiettivi che danno il premio di risultato, sia nella cosiddetta distribuzione di quello che noi chiamiamo premio di redditività, cioè la distribuzione dell'utile. Per essere trasparenti verso i lavoratori e soprattutto anche verso le organizzazioni sindacali, c'è bisogno di comunicare i risultati dell'azienda, quindi c'è bisogno di avere i bilanci aperti. Tanto le nostre aziende minimo sono SRL, massimo sono SPA. Se non gli diamo i risultati, diciamo così, ogni trimestre, comunque se li vanno a prendere dopo 6 mesi della chiusura del bilancio. Per cui per noi, diciamo così, vige una regola che ogni settimana viene affisso nelle 4-5 bacheche aziendali i risultati della settimana, ordini acquisiti, vendite, ordini acquisiti nella settimana, vendite della settimana, produzione della settimana, valore dello stock, valore anche della cassa che abbiamo, diciamo così, eccetera, eccetera. E questo in funzione dell'anno scorso per vedere i miglioramenti o peggioramenti e in funzione del budget che ci eravamo dati, che poi va a influire sugli obiettivi aziendali. Ogni 3 mesi facciamo vedere il bilancio, non a tutti i lavoratori, sono cose, diciamo così, anche riservate, ma alle RSU e alle organizzazioni sindacali vengono proiettati i bilanci dell'azienda, bilancio che si fa ogni mese. E quindi ogni trimestre viene proiettato il bilancio. Ancora viene elaborato ogni 3 mesi il premio di risultato, cioè caro lavoratore, cara RSU, l'anno scorso ti sei diviso 400.000 euro, perché stiamo parlando di queste cifre, solo per obiettivi di produttività, più altri 250-300.000 euro del 9% dell'utile, eccetera, eccetera, quindi ti sei diviso 500-600.000 euro rispetto all'obiettivo dell'anno scorso, quest'anno siamo a più 5, siamo a meno 5 e meno 10. L'obiettivo che ci eravamo dati è questo, in questo primo trimestre siamo arrivati a questo risultato, in maniera che non sappiano alla fine dell'anno qual è il risultato, ma anzi trimestre per trimestre sappiano se sono sopra, sotto al premio di risultato. Il premio di risultato all'interno della nostra azienda, proprio perché ha sostituito la 14ª a suo tempo nel 1996, equivale più o meno a una mensilità, però è un premio variabile. E questa è la musica sulla prima azienda, quella che sta bene, quella che è sana, quella che è redditizia. Poi abbiamo un'altra azienda. Circa 2 anni fa come azienda, come Mainetti, abbiamo acquisito su Carbonera un'azienda che era andata in concordato preventivo. Oggi si dice concordato preventivo, una volta si diceva fallimento, no? Okay. Azienda distrutta sia verso il mercato esterno e sia anche come relazioni sindacali interne tra dirigenti, quadri, personale e così via. Qui da 2 anni a questa parte siamo in completo turnaround, dicono in inglese, in completa ristrutturazione aziendale. Il primo obiettivo è sanare i conti aziendali attraverso un aumento del fatturato e il contenimento di costi, sviluppo di nuovi prodotti e vendite su mercati esteri. Questa azienda sviluppa un prodotto correlato a quello degli Appendini, sviluppa shopping bag, le borse di carta per le boutique, sempre per le maison della moda o altre, diciamo così, clienti su altri settori. Qui non abbiamo il premio di risultato e non pensiamo di metterlo per il momento, non ce lo possiamo permettere. E i lavoratori questo lo sanno, gliel'abbiamo detto, ce l'hanno chiesto in qualche maniera, siamo stati espliciti. E perché siamo stati espliciti? Perché stiamo usando lo stesso linguaggio dell'altra azienda. I dati aziendali sono pubblici,
sia che siano positivi sia che siano negativi. Anche su questa azienda i dati settimanali delle vendite, dell'acquisizione ordini, di come sta andando l'azienda sono pubblici. I dati di bilancio, in questo caso non tanto positivi, vengono resi pubblici. Quindi abbiamo detto, cari signori, cari sindacati, per il momento c'è bisogno di stare tranquilli. Quando l'azienda avrà le spalle grosse, come si dice dalle nostre parti, allora cominceremo a mettere. È vantaggio dell'imprenditore, è vantaggio della direzione, è vantaggio dell'azienda tutta mettere dei premi sfidanti. C'è bisogno anche di avere le gambe per supportarli questi premi. Non bisogna, secondo noi, diciamo così, fare troppi passi in avanti. Scusi, dottor Frasson, devo chiederle di restringere leggermente. Dicevo prima che un altro punto è dedicare tempo ai rapporti con il personale. Anche noi usiamo i psicologi, facciamo le interviste, facciamo i test, non vi parlo di questo. Io penso sempre che l'imprenditore deve essere davanti. E vi spiego e vi dico, diciamo così, la mia esperienza. Io ho l'abitudine di girare per uffici e produzione almeno 2 volte al giorno, al mattino e al pomeriggio. Perché? Perché le aziende lavorano su 3 turni. Al mattino incontro i lavoratori del mattino, pomeriggio quelli del pomeriggio. A volte quando ceno fuori e resto vicino all'azienda, prima di andare a casa alle 11, mezzanotte, l'una di notte, entro nel reparto e trovo i lavoratori del reparto di notte. Perché vado, diciamo così, e faccio questi giri per l'azienda? Non certo per controllare se uno lavora, se uno non lavora, se le macchine vanno a tempo ciclo oppure non vanno a tempo ciclo, no. Vado lì, anche per questo, ma soprattutto per dare l'opportunità al singolo lavoratore di fermarmi. Io li saluto, se loro fanno un cenno io mi fermo, perché cosa mi chiedono? Come va l'azienda? Come va il mercato? Come stiamo andando? Stiamo guadagnando? Devo fare il mutuo? Mi dura 10 anni? Siamo tranquilli per il futuro? Non siamo tranquilli per il futuro? Questo mi stanno chiedendo. E non lo possono chiedere al caporeparto queste cose qui. Quindi il datore di lavoro, e io anche se non sono titolare, diciamo così, di questa azienda, faccio la funzione di datore di lavoro, deve essere davanti e deve essere a contatto con i lavoratori. Non ho fatto psicologia, ne so poco di psicologia, se non quasi niente, però io credo che questa pura e basica cosa possa aiutare il clima aziendale e nelle nostre aziende, sia quella che va bene, sia quella che va meno bene, perché in turnaround aiuta. Io vedo che il clima è disteso, non abbiamo grossi conflitti, c'è molta comunicazione con l'RSU, i singoli lavoratori e i sindacati esterni. Bisogna però anche stare attenti, avendo rapporti con centinaia di dipendenti, di non farsi carico dei problemi di loro, di non farsi carico totalmente dei problemi di loro, su cui, o soprattutto sui problemi che non possiamo intervenire. Quindi cerchiamo di aiutarli, cerco di aiutarli in tutto quello che posso, ma diciamo così, se vedo in 3 minuti, 5 minuti che non posso aiutarli, bisogna confessare al lavoratore che l'azienda non lo può aiutare in questo, che l'azienda gli è vicina, capisce la sua situazione, ma non lo può aiutare. Non bisogna spargere false speranze. Ecco, nella mia esperienza il clima aziendale si costruisce anche su questo, sul fatto che l'imprenditore deve essere a contatto con i singoli lavoratori. Come vedete i miei metodi sono molto semplici, basici, ripeto, io non ho studiato psicologia, ma questa è la mia esperienza sul campo. Basta, non avrei altro da dire, grazie. Grazie dottor Bosco.